E quando meno te l'aspetti, eccoli spuntare di corsa attaccati ad un kart, ad una mountain bike o al loro padrone. Sono i cani i protagonisti in questo weekend a Selvazzano per gli europei di sled dog, una disciplina che in questi giorni in Veneto vede impegnati 130 conduttori da 14 paesi per i mondiali di False di Piave nel Trevigiano e 125 team da 14 paesi per gli europei di Selvazzano. Una disciplina, quella dello sled dog, che vede un coinvolgimento sempre più ampio di pubblico e che in questo ultimo periodo ha visto un interesse crescente da parte delle nuove generazioni. 2 i percorsi proposti tra le bellezze naturali del Bacchiglione, scelti a seconda delle categorie e dei team. Il fatto che la Federazione Italiana Musher Sled Dog Sport abbia scelto la nostra città indica che abbiamo un territorio ricco di bellezze paesaggistiche uniche, ammette il sindaco Enoch Soranzo. Domani, domenica 19, sarà l'ultimo giorno per poter ammirare questi splendidi cagnoni nordici per la città, ma chissà che in futuro la loro strada non incroci nuovamente quella di Selvazzano. Sfiscia Channel News, Selvazzano dentro.